Si conclude una 2 giorni di Champions dal sapore agrodolce per italiane e purtroppo ci ritroviamo con una sola squadra che va avanti nel percorso europeo e approda agli ottavi di Champions League. E adesso cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio delle 3 partite, che sono state 3 partite diverse l'una tra l'altra. Inizierei a parlare proprio dell'Inter, che in ordine cronologico è quella che ha giocato prima, che ha giocato martedì sera contro il Bodo Glimt, e vi devo dire ragazzi, sono rimasto sorpreso, negativamente e deluso quindi dall'Inter, perché io credevo che tra le 3 squadre italiane, quindi Atalanta, Juventus e Inter, che avevano perso l'andata dei playoff di Champions League, l'Inter sulla carta era quella che aveva non dico la partita più facile, ma quella più fattibile, più, passatemi il termine, invincibile, nel senso che poteva ribaltarla tranquillamente, aveva tutte le carte in regola per farlo, anche perché l'avversario era comunque non un avversario, era un avversario comunque abbordabile rispetto a un Galatasaray o rispetto al Borussia Dortmund. E quindi mi aspettavo una prestazione diversa da parte dell'Inter. Certo, le occasioni le ha avute, soprattutto nel primo tempo, dove ha cercato di sbloccare subito il risultato. Mi ricordo, avevo visto un dato, ha avuto addirittura il possesso palla il 70% contro il 30% del Bodo Glimt, ha avuto delle occasioni, ma il problema è stato proprio quello che non le ha concretizzate, vuoi per sfortuna, vuoi per mancanza, per mancanza di lucidità, però intanto ha portato il risultato sullo 0-0 fino a che poi non è stata tradita l'Inter da giocatore che ha, credo, uno dei giocatori con maggiore esperienza europea e internazionale, che è Akanji, che onestamente ragazzi non so cosa volesse fare. Ha incespicato sul pallone, voleva fare un retropassaggio a Sommer, ma lì la frittata era stata fatta. Bravi i ragazzi del Bodo Glimt, bravi i giocatori del Bodo Glimt, che io credo sottovalutiamo. Vengono sottovalutati, non so se dal panorama europeo, ma io credo che noi italiani li sottovalutiamo parecchio, perché è una squadra che molto attrezzata, molto ben attrezzata, molto ben allenata, con dei giocatori dediti alla causa, giocano molto bene, e, e io credo che l'Inter abbia peccato un po' di presunzione sportiva. Comunque dicevo, dopo la frittata di Akanji, dove Hauge ha vita facile con quel tap-in, diciamo le energie mentali, la verve dell'Inter cala vertiginosamente e si scopre ancora un po' di più in difesa e così arriva anche il secondo gol. Inutile il gol di Bastoni, gol della bandiera di Bastoni. E ripeto, guardate il destino come beffardo. La squadra che comanda con 10 punti di distacco, se ricordo bene, dal Milan in Serie A, esce ai playoff. E ricordiamo che l'Inter è anche la finalista uscente della scorsa edizione della Champions League. Mi domando, poi datemi voi la risposta, è questa una campagna europea fallimentare per l'Inter? Ditemi voi nei commenti. Passiamo all'Atalanta. L'Atalanta nel pomeriggio di mercoledì ha fatto un'impresa. Ed ecco, ritornando al discorso di prima, io pensavo proprio che fra le tre l'Atalanta era quella più spacciata, addirittura più della Juventus. Perché comunque la Borussia Dortmund è una squadra abituata a giocare a certi livelli, abituata a giocare su certi campi, è una squadra con tanti giocatori interessantissimi, da Adeyemi, Chukwuemeka,
il fratello di Bellingham, Joe Bellingham, Guirassy, ci sono tanti giocatori che mi piacciono tantissimo, una fucina di talenti, ha una bellissima squadra, il Borussia, molto ben organizzata e ben allenata, da Kovacs. E quindi mi aspettavo che l'Atalanta perisse, che l'Atalanta soffrisse un po' di più, e invece Palladino, e rimarco ancora quello che ho sempre pensato e che dico sempre, che Palladino è un ottimo allenatore, è un capace di lavorare bene quando c'è un ambiente giusto. Lo si vede con l'Atalanta, lo si vede in campionato, lo si vede anche nella campagna europea che sta facendo. Devo dire la verità, mi piacerebbe un giorno vedere Raffaele Palladino sulla panchina del Napoli. Per oggi mi tengo stretto Conte, però il Palladino è tanta roba, veramente tanta roba. E vi dicevo, l'Atalanta ha fatto quello che l'Inter non ha fatto. Ha sbloccato subito il risultato, Scamacca, se non sbaglio, al quinto minuto sblocca subito il risultato e continua a martellare e chiude i giochi con chiude i giochi, chiude il primo tempo sul 2-0, quindi a fine primo tempo aveva recuperato i gol di scarto, ciò che l'Inter doveva fare. Ritorno al discorso di prima dell'Inter. Poi io ho visto la partita, l'Atalanta ha continuato ad attaccare fino a che non arrivava il terzo gol. Segnando il terzo gol, poi è ovvio che il Borussia Dortmund deve contrattaccare, ha messo in campo Kovac l'artiglieria pesante, e Adeyemi fa un bellissimo gol sul 3-1. Io, se fossi tifosi del Borussia Dortmund, me la prenderei con col Kobel, col portiere, perché al 94esimo, 95esimo, non mi ricordo, ma credo che era l'ultimo minuto di recupero, fare quella cosa ragazzi, è inimmaginabile. È senza logica fare quel rinvio, regalare la palla agli avversari all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero. Ovvio che lì l'Atalanta la deve sfruttare, quell'azione. Non ricordo onestamente chi ha messo il cross per Krstovic non riesce ad arrivare, viene anticipato di tacco da un difensore che fa un movimento scomposto, da Bensebaini, fa un movimento scomposto e rigore. 98esimo rigore per l'Atalanta, che viene segnato magistralmente da Samardzic e porta l'Atalanta sul risultato di 4-1 e la porta dritta dritta agli ottavi di Champions League. Ha fatto un'impresa. L'Atalanta ha fatto un'impresa e ne va dato merito e ne va dato atto. Come va dato atto anche di un'impresa sfiorata per la Juventus. Devo dire, tra le due partite, quella dell'andata in Turchia e quella a Torino del ritorno, diciamo che sia il Galatasaray che la Juventus hanno regalato a vicenda un secondo tempo, perché se vi ricordate, in Turchia la Juventus il secondo tempo non gioca e il Galatasaray ne fa 4, se non sbaglio, solo nel secondo tempo, e col punteggio 5-2 la Juventus era chiamata a recuperare 3 gol di scarto e lo fa con un uomo in meno. Nella fine primo tempo Locatelli trasforma un rigore e nel secondo tempo, sul punteggio di 1-0, Kelly viene espulso per una doppia ammonizione che poi si è trasformata con un check al VAR in un'espulsione diretta di un fallo che, a mio modesto parere, è punibile sì di cartellino giallo, perché comunque è un intervento non involontario, ovviamente è un intervento involontario, quello di Kelly sulla caviglia del giocatore del Galatasaray, però comunque è un intervento scomposto, è un atterraggio da un salto abbastanza scomposto, va dritto su con i tacchetti sulla caviglia e quindi ci può stare il fallo da giallo. E dicevo, sul punteggio di 1-0 la Juventus si ritrova
sotto di un uomo con 2 gol da recuperare. È lì che il Galatasaray, come il discorso che facevo prima dell'Inter, forse o perché ha paura, o perché pecca di presunzione, o perché pensa che 2 gol di scarto la Juventus con un uomo in meno non li potrà mai recuperare. Fatto sta che la Juventus trotta, attacca e ne va dato atto. Fa una partita magistrale. A volte sembrava che fosse il Galatasaray a stare in inferiorità numerica e non la Juventus, che fosse il Galatasaray a giocare in 10, e la Juventus fa una partita fino al 94esimo e oltre di una tenacia, di un agonismo, di un forti, veramente bravi, veramente complimenti, ne va dato atto, complimenti ai giocatori della Juve, complimenti. Sfortunati perché hanno avuto tante occasioni per chiuderla anche nei tempi supplementari. Zegrova sbaglia un rigore in movimento e purtroppo, anzi ne ha avuti 2 Zegrova di episodi, se non sbaglio, ne ha avuti 2 per portare la partita a proprio favore, ma purtroppo non c'entra la porta. Fatto sta che ai 2-3 gol, ai 3 gol della Juventus risponde Osimhen. Osimhen, noi lo conosciamo bene. Osimhen è un giocatore a tratti irritante. Vedevo la partita e dicevo: "Mamma mia, quanto mi irrita", perché è uno che si sbraccia, è uno che, ehm, parla contro i compagni, si dimena, però serve tantissimo. Se Osimhen fa una fase difensiva, enorme, ehm, ed è Osimhen che fa reparto a sé ed è lì proprio che lui incide, incide nella manovra del Galatasaray e finalmente quel gol tanto cercato nella partita contro la Juventus lo trova. E quel gol taglia le gambe alla Juventus. La Juventus non ha, i bianconeri non hanno più la forza per reagire e infatti poi subiscono anche il 3-2. Quindi si trovano fuori dai giochi anche loro dopo una partita magistrale, dove stavano anche compiendo, ripeto, un miracolo sportivo e stavano gettando anche il cuore oltre l'ostacolo. Quindi va dato un plauso ai giocatori bianconeri. Questo ne va dato merito. Bene ragazzi, quindi come vi dicevo all'inizio del video ci ritroviamo solamente con una squadra su 3, mettendo anche il Napoli, ahimè, all'interno del conteggio, una squadra su 4 agli ottavi di Champions League. Io credo che il movimento calcistico italiano 2 domande se le debba fare, perché non è normale che l'Italia, un paese comunque che ha vissuto di grandi exploit a livello calcistico, ehm, possa essere così ridimensionata. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Questo secondo me vale anche per un discorso di nazionale, squadra nazionale. Ragazzi, è tutto collegato, è tutto un grande discorso da fare, tutto un insieme, si devono unire i puntini. Questi sono puntini che devono essere uniti. I vivai che non funzionano, le squadre in Europa fanno figure di cacca. Dobbiamo fare le imprese per andare avanti nel percorso europeo. I mondiali non li vediamo se non che dal binocolo e sperando che a marzo succeda un miracolo nei playoff, nelle qualificazioni per i mondiali del 2026, per i mondiali di giugno. I capi 2 domande se le devono fare. Nel frattempo, diteci voi quali possono essere le vostre osservazioni, le vostre conclusioni e mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo venerdì pomeriggio con la nostra live alle 18. Mi raccomando ragazzi, non mancate. Ciao e forza Napoli sempre.